qui a Marcon oggi per intervistare la gente, gli abitanti del comune, per sapere la loro conoscenza sulla nuova ESA, questo impianto di stoccaggio di rifiuti tossici, la loro conoscenza, la loro preoccupazione, quello che effettivamente chiedono che le amministrazioni o chi di competenza debba fare per risolvere questo problema. Lei è a conoscenza della nuova ESA? Che cos'è? No, non so cosa sia. Cos'è la nuova ESA? Ma so che è un sito di stoccaggio di rifiuti tossici, però onestamente nei dettagli non saprei. Ho sentito che ci sono questi stoccaggi eccetera, però come vanno a finire e se vengono controllati questo non lo posso dire. So esattamente cos'è perché è un problema che si trascina da diversi anni. Beh, io quello che so è che sembra che sia stato messo in sicurezza alcune voci che mi sono arrivate, mentre altre dicono che in realtà è tutto come prima e che non è stato fatto niente, e quindi sicuramente la preoccupazione c'è. So che è intervenuta anche la magistratura, ci sono state degli arresti e mi sembra anche delle condanne, però il sito, da quel che ne so io, è rimasto così com'è. Sappiamo quali sono i problemi, soprattutto delle 6.000 mi pare tonnellate di tossico nocivi che sono stoccate qua a Marcon da anni e che le giunte che si sono susseguite a Marcon non hanno mai risolto. Il sito non si sa bene che tipo di prodotti ci siano, che sono stoccati, se sono stoccati in sicurezza oppure se sono abbandonati lì senza custodia, senza niente. Non so neanche se qualcuno ogni tanto vada a vedere, cioè non so di chi sia il compito. Lei, avendo bambini eccetera, è preoccupato? Sono anche nel settore perché io sto bonificando l'acqua di falda del petrochimico, so cosa vuol dire e cosa può portare danni non tanto indifferenti. Sinceramente non ho sentito questa gran preoccupazione ancora, sembra che sia stato tutto messo a tacere. No, più che preoccupato, vorrei sapere se il sito di stoccaggio è controllato e gestito da qualcuno e seguito adeguatamente. Ci sono gli organi competenti che seguono le discariche e quant'altro, quindi mi immagino e mi spero che questo sito sia adeguatamente seguito come tante altre cose. Insomma. Il comune non fa niente, non informa? Secondo me no. Io non ho sentito, poi può essere anche una carenza mia, però io non ho sentito ulteriori novità insomma, a riguardo. Probabilmente dal comune di Marcon sarebbe opportuno che facessero degli incontri o qualcosa di questo tipo per informare la cittadinanza. Sì. E ci siamo resi conto che alcuni conoscono i problemi solo perché li hanno sentiti parlare per il telegiornale, per i giornali, altri che sono nuovi non sanno. Però c'è molta preoccupazione in tutti perché sapendo effettivamente di avere in casa questa bomba ad orologeria ecologica sono molto preoccupati, quindi chiedono che sia fatto qualcosa per risolvere il problema.